Il premio Mimosa d'Oro del Centro Culturale Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Guicciardino, sostiene con una donazione alla comunità medica agrigentina l'acquisto di ventilatori polmonari ed altro materiale sanitario necessario per contrastare l'emergenza Covid-19 da donare all'ASP di Agrigento. I medici, ricordiamo, data la gravità della situazione e la atavica carenza di strutture e strumentazioni della sanità siciliana, si sono mobilitati chiedendo aiuto e piccoli contributi donati dalla popolazione. La presidente del Guttuso, appreso della calamità che sta interessando il mondo intero, ha stoppato l'organizzazione del premio Mimosa d'Oro, ritenendo che in questo momento fosse prioritaria la finalità di solidarietà sociale che rappresenta uno dei cardini dell'associazione culturale dalla stessa retta, avviando così una richiesta ai soci per la raccolta di fondi per l'acquisto dei respiratori, alla quale i componenti del sodalizio stanno rispondendo con grande generosità. La Presidente in queste ore ringrazia tutti per la sensibilità e la disponibilità con cui è stata abbracciata l'iniziativa. Questo, conferma Alina Urso Guicciardino, attesta come in questa società e all'interno del centro Guttuso esistano persone che possiedono sensibilità, umanità, altruismo e un cuore infinito. L'appello dell'intellettuale favarese è a donare ancora, perché è un'emergenza per la quale non eravamo pronti, dice, e che abbiamo bisogno di fronteggiare con uno sforzo comune, nell'aderire rigorosamente ai comportamenti che ci chiedono di adottare, conclude, e nel mobilitarci per l'acquisto di attrezzature che potranno salvarci la vita, perché il coronavirus è in agguato e oramai troppo vicino a chiunque.